L'ex premier annuncia che alle prossime elezioni politiche non si candiderà ed indica la data del 16 dicembre per le primarie aperte nel Popolo della Libertà. Anche nel Partito Veneto si aprono nuovi orizzonti e si scatena la bagarre. Presentate stamane le consultazioni sia per le politiche che per le amministrative. Ce ne parla Alice Bragantini. Persone schifate dalla politica che vogliono vedere facce e idee nuove. Questo è il quadro, il pensiero comune dei cittadini che si trovano ad affrontare oggi i politici in genere, consapevoli della deriva politica, i rappresentanti veneti del centrodestra che per le primarie in regione ci vogliono mettere la parola, ma soprattutto la faccia. Abbiamo ritenuto di lanciare un'idea nostra, che sicuramente verrà accolta, che faccia sì che si scelga dal basso. Si chiamano primarie partecipate di collegio, di provincia, di territorio, che i veneti che si rifanno al centrodestra, i veneti che ci guardano con interesse, possono scegliere le persone che noi metteremo in lista. Una seconda volta, quando voteremo le politiche, i veneti troveranno quei nomi sulle liste e potranno, se a collegi, sceglierlo nei collegi, se a preferenza mettere il nome di quelle persone, perché vogliamo essere seri. Basta calati dall'alto, basta gente da fuori regione, gente che ha consenso e che ha qualità e quindi che costruisce il merito. E per riavvicinare i cittadini alla politica il PDL punta ad un rinnovamento attraverso alleanze con i ragazzi della Giovane Italia. Eravamo di fronte a un bivio, potevamo fregarcene della situazione e in modo opportunistico attendere che qualcosa esplodesse. Noi invece pensiamo che si debba combattere anche questa situazione in cui i sondaggi danno la fiducia dei partiti che oscilla fra il 4 e il 6%. Noi vogliamo far tornare la politica a essere l'impegno civile più nobile. Pensiamo che questo sia solo il primo passo, ma un passo importante. Cerchiamo di aprire la porta a una serie di energie nuove, afferma Dario Bond, capogruppo PDL in Consiglio regionale, perché in questo momento, dopo un ventennio di gestione Forza Italia e AN e poi PDL, è necessario dare un sistema di centrodestra rappresentativo per il territorio. Davvero dura soprattutto nel coinvolgere e nel poter portare delle persone prima a scegliere alle primarie e poi a scegliere magari a terza o quarta settimana di marzo per le candidature alla Camera dei Deputati, per l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato. Però è un tentativo che noi dobbiamo fare. Attenzione, possono arrivare anche risultati così. La strada è difficile, ma è la strada per creare un grande partito di centrodestra, un partito che non deve più avere il padrone, ma deve avere una democrazia partecipata e partecipativa, soprattutto nella scelta dei candidati e nella formulazione dei programmi. E sempre in casa PDL abbiamo raccolto il pensiero dei politici veneti sul passo indietro di Silvio Berlusconi rispetto